Siamo arrivati al momento di introdurre un'altra delle ospiti di questo nostro salottino, che poi passerà ovviamente sul palco principale nella Piazza Grande a Locarno durante Notte Bianca. È arrivata. Oh, sì, guarda, e allora, visto che noi abbiamo l'esperta assoluta di tutto quello che è X Factor, ha visto tutte le puntate registrate, se le è riguardate e riguardate ancora, e pare anche che le abbia guardate a rovescio. Stava svenendo per vedere se c'erano dei messaggi subliminali. La Zucchetti stava svenendo quando ha visto Francesca. No, è vero, io vi ho seguito tantissimo, infatti sono veramente molto contenta di vedervi, di potervi intervistare anche da vivo. Beh, anzitutto benvenuta. Grazie. Hai già potuto andare sul palco, la Piazza Grande, che effetto ti ha fatto? È bellissimo, secondo me. Tu lo sai che questo è un questo qua è un palco su cui sono passati veramente anche dei grandi nomi, e spesso la gente si innamora perché deve avere una magia tutta particolare, quindi poi magari domani ci racconterai se questa cosa si ha colpito anche se riuscirai a viverla anche tu. Esatto. Allora, da Bassano del Grappa mi arriva sì, ma si sente adesso appena parla un pochino si sente. Purtroppo. Ascolta, no, è una cosa che ti contraddistingue anche all'interno del programma. Allora, lei, vabbè, la vincitrice di Stratto sta passando tantissimo sulle radio, anche sulla nostra passiamo moltissimo. Grazie. E dunque, com'è cambiata la tua vita dopo X Factor? Ma in realtà appena finito X Factor ho ripreso la scuola. Sì, perché ricordiamolo che hai 17 anni. Sì, esatto, e poi lì eravamo segregati, perciò non si poteva andare a scuola, non potevamo avere proprio nessun contatto con l'esterno. Quindi sì. Allora c'era davvero la signorina Rottenmeier. Esatto, ma davvero che ci controllava. Dove va? Tu non esci, tu torna dentro. Proprio neanche una boccata d'aria. No, ovviamente per spostarsi e dopo al teatro sì, però in genere no. Comunque sì, ho ripreso la scuola e poi appunto è iniziata una nuova avventura musicale. Che cosa studi? Faccio il liceo classico. Ma la domanda che Laura ha fatto prima anche ad Antonella, come la vivi questa notorietà? Perché sicuramente tu cerchi magari di tornare alla tua vita normale, torni a scuola eccetera, però la differenza da prima è che prima eri Francesca, adesso sei Francesca, quindi la gente ti conosce, la gente ti ferma. Ma in realtà non sono cambiata io, secondo me sono cambiati gli altri Cambiato nel modo di porsi con me, perché alla fine io divido abbastanza le cose, mi piace e mi tengo stretta alla mia vita di prima, perché ho bisogno di mettere i piedi per terra. Brava. Però dopo ovviamente ho questa avventura musicale, però siccome ho le persone giuste che mi stanno vicino, la sto secondo me vivendo bene. Ecco, questa è una cosa, non so se notate, appunto lei è molto decisa, molto convinta. Decisa. Sì, e se tu la vedi di primo, così alla prima impressione sembri molto timida, invece quello che è uscito anche da X Factor è che sei una persona molto decisa, convinta, sai quello che vuoi, e questo anche a livello musicale, tu hai un'idea ben precisa, io sono rimasta scioccata dalla cultura musicale che tu hai, ad esempio. Oddio, grazie. Beh, in realtà sono molto giovane, perciò ci tengo anche a sperimentare il più possibile, quindi non andare, avere la mente aperta per quanto riguarda tutte le sperimentazioni musicali. Ovvio che ho il genere che per ora predilisco, però di sicuro secondo me soprattutto la mia età si cambia spesso, magari anche. Sì, brava, è vero. Sì. Quante cose sai? È bellissimo. Per essere una che... ragazza di 17 anni sta dicendo delle cose decisamente serie. Si vede che è intorno. Però è anche giusto secondo me non rimanere sempre su una stessa, avere comunque qualcosa che vuoi dire e mantenerlo, però magari provare a dirlo in tante maniere diverse, perché crescendo si hanno anche altre influenze. Ecco, tu hai spesso detto che appunto non ti vuoi riconoscere in un genere, che l'hai detto anche adesso, che vuoi sperimentare. In una canzone come Distratto ti ci rispecchi? Sì, soprattutto per averla fatta in quel momento, perché alla fine io prima di entrare X Factor facevo parte di un coro gospel e poi ascolto tuttora musica molto acustica e perciò sono entrata a X Factor, mi hanno dato l'etichetta della rocker, che io non mi sentivo, però ho imparato anche a trovare questo lato di me magari, che mi è servito tantissimo, perché dopo alla fine Distratto è stato un connubio di tante cose, una canzone molto all'Elisa perché l'ha scritta lei, però con un'anima più potente. Tra l'altro lei diceva prima, stavamo chiacchierando a proposito di Simona Ventura,
che quest'anno nell'ultima edizione di X Factor è migliorata anche a livello di conoscenze musicali, che ti ha aiutato molto, è servito molto il suo intervento, appunto anche magari questo cambiamento che ti hanno imposto, diciamo. Secondo me è la squadra Simona Ventura Paola Folli, che era la mia vocal coach, è grandissima artista. Secondo me è stato vincente perché Simona è una donna con stile, forza, fortissima, e si è preparata tantissimo per questa edizione di X Factor ed è affiancata appunto da Paola Folli. Secondo me ha fatto fare a me e alla mia squadra un percorso molto interessante di crescita. Anche a livello umano vi ha sostenuto molto? Sì, perché lei è una persona molto forte e caratterialmente, quindi non ha peli sulla lingua a dirti le cose. Non abbiamo dubbi. Quindi è stata una seconda mamma, e poi Paola idem, e quindi ci ha tanto forgiato il carattere anche questa esperienza, anche dal punto di vista proprio umano, come hai detto tu. E anche dal punto di vista psicologico credo che comunque fare un'esperienza del genere non sia proprio così, come dirlo. No, perché alla fine al massimo ho fatto campeggi da una settimana, ma comunque potevo qualche volta sentire i miei, cioè questa volta è stata proprio dura, però secondo me ne ho guadagnato tanto. Inizialmente alcune di voi appunto non sembravano molto convinte, poi avete forse imparato a conoscerla. Simona, è stato forse un impatto, non so, è stato Ma sì, difficile? Perché io sono sincera, no, perché alla fine io amo Morgan, amo Elio e amo Arisa, e quindi avere lei come giudice inizialmente mi ha un po', diciamo, destabilizzato, perché è un tipo di persona anche proprio dal punto di vista professionale che non conoscevo. E quindi mentre gli altri magari li conoscevo di più, o perché ho magari anche ascoltato molti loro pezzi, certo, perché li ho seguiti anche a livello più. In realtà sempre per il discorso della musica, perché poi Simona non fa parte del mondo musicale. No, ma in realtà lei, siccome è la regina della televisione italiana, sa cosa piace alla gente, e questo l'ho imparato, e quindi questa cosa mi ha portato a fidarmi ciecamente di lei, perché sapevo che quello che mi dava era qualcosa che comunque mi avrebbe portato a, insomma, del successo. Hai avuto anche una piccola crisi in mezzo prima di arrivare a questa fiducia totale che poi vi ha portato, certo, come squadra a vincere. Ma secondo me i momenti di crisi servono anche a mettersi in discussione, a capire che qualcosa devi anche perché cambiare. Da lì poi ti sei sbloccata. Esatto, quindi è stato meglio così, se no sarei rimasta sempre statica. Esatto. Questo è il passato, però guardiamo il futuro. Ci dicevi che stai lavorando adesso a un nuovo album. Sì, sto preparando un album in cui non posso anticipare niente, nemmeno l'uscita, perché non è sicura, però secondo me sta venendo fuori un bel lavoro. E mi sto divertendo tanto, e secondo me è una cosa importante. Alla fine, se non mi piace quello che faccio, non si potrebbe neanche percepire dopo. I testi delle canzoni? I testi delle canzoni che state scrivendo, non so, li stai scrivendo direttamente tu? No, io non scrivo testi in italiano, okay. Compongo, scrivo in inglese. Ci sono anche Roberto Casalino, sta collaborando ancora, però comunque è tutto molto ancora sul vago per quanto riguarda la parte testi. Stiamo molto studiando più gli arrangiamenti, vogliamo fare un bel lavoro, per quanto tempo possa servire perché venga fuori qualcosa che rimanga comunque. Dicevi non scrivi testi, però le musiche sì, componi? Sì, compongo. Quindi sarà proprio parte di te questo? Sì, non ho scritto, ha scritto anche Elisa i pezzi di questo album, quindi è un lavoro di squadra di tante persone che... Hai Elisa ancora? Sì. Quindi continua questa collaborazione, che è vincente, l'hanno dimostrato. Direi, caspita. E quindi stasera cosa proponi? Stasera proporrò un live acustico, piano e voce, alcuni dei pezzi che ho già proposto a X Factor, ma anche altri che mi piacciono particolarmente. Ovviamente non mancherà Distratto. Perché la gente se lo aspetta ed è giusto che l'abbiano. E ricordiamo che Francesca è la prima ad aprire il concerto dell'esibizione dei finalisti di X Factor, anche perché per la sua giovane età deve... Sì, non posso iniziare oltre. Esatto, ma noi sappiamo tra l'altro che in Svizzera sono meno severi che in Italia, perché in Italia sì, abbiamo saputo che in Italia devi suonare, se non sbaglio, entro le 10, invece qui concedono le 11 meno un quarto. Quindi dopo Carosello. Hai visto che dicono che gli svizzeri sono bacchettoni, invece in questo senso sono più. Allora ricordiamo appunto l'esibizione alle 22:45 sul palco della Piazza Grande, mi raccomando, non mancate, perché è sicuramente un concerto tutto da seguire. Francesca, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie, grazie.